autorità, gentili ospiti, a breve inizierà la cerimonia della celebrazione del 51esimo raduno Il Bosco delle Penemozze, che comprenderà l'accoglienza dei gonfaloni decorati di medaglia d'oro al valor militare, dei vessilli delle 4 sezioni ANA trevigiane, il solenne alzabandiera, la resa degli onori alle Penemozze, lo scoprimento di una targa ad onore e merito del gruppo Alpini di Cison, lo scoprimento del busto commemorativo del professor Mario Altarui, la resa dei saluti a cura degli oratori, la recita della Santa Messa e il congedo finale. Pur non essendo vigenti normative contenitive di particolare valenza, vi chiediamo di mantenere tra di voi una ragionevole ed opportuna distanza interpersonale, memori del recente passato in regime di pandemia che non possiamo deliberatamente ignorare. Inoltre, nonostante non ci sia tanto campo, è opportuno che ognuno di noi silenzi il proprio telefonino. Per specifiche esigenze di pronto intervento è presente una squadra appiedata di emergenza sanitaria, reperibile immediatamente e localizzabile a fianco dell'ambulanza nella tenda gazebo allestita di fronte all'edificio sociale. Ringraziamo di questo prezioso aiuto la componente sanitaria afferente alla sanità alpina del terzo raggruppamento e identificata dalla sigla GIMCA, Gruppo di Intervento Medico Chirurgico Alpino. Squadre di volontari dell'unità di protezione civile delle 4 sezioni ANA trevigiane, che ringraziamo anch'esse per il generoso contributo organizzativo, stanno gestendo la tutela dell'incolumità pubblica, l'afflusso dei veicoli, dei visitatori, degli ospiti e la movimentazione delle navette che collegano il bosco con l'area di parcheggio allestita nel centro abitato di Cison, servizio che proseguirà sino a cessata esigenza. La componente musicale dell'evento è affidata da quest'anno ad una neocostituita realtà aggregativa denominata Banda Larga delle Prealpi Trevigiane, diretta dal maestro Luigi Vitale, che annovera nel suo organico musicisti di elevata professionalità che perseguono un inedito progetto musicale coinvolgente, musicisti provenienti da corpi bandistici del Vittoriese e della Vallata. La Santa Messa officiata dal reverendo parroco di Cison di Valmarino, Don Luca Maria Bronzini, sarà impreziosita dai canti della liturgia del coro ANA Vittorio Veneto, diretto dal maestro Carlo Berlese, coro da sempre presente a questo raduno. Il coro ANA Vittorio Veneto è anche il prezioso portavoce esclusivo del canto Penemozze, che identifica espressamente con le parole di Mario Altarui e di Giulio Salvadoretti e le melodie elaborate dal maestro Efrem Casagrande, allora direttore del coro, l'identità di questo incantevole luogo di intrinseca meditazione. Prepariamoci quindi a vivere con intensa partecipazione questi momenti, consapevoli che ognuno di noi ne ricaverà proprie sensazioni che ci auguriamo ci aiuteranno ad apprezzare la gioia della nostra reciproca ritrovata vicinanza, ci stimoleranno ad elaborare sagge riflessioni e ci sosterranno per affrontare le vicissitudini quotidiane che la vita ci propone. Il silenzio è d'obbligo, ancor più qui al bosco, perché nel silenzio sentiremo sussurrare le voci delle preghiere delle 2406 Penemozze. Grazie a tutti per la collaborazione. Si rendono ora gli onori alla bandiera della città di Treviso decorata di medaglia d'oro e valor militare e al gonfalone della città di Vittorio Veneto decorato di medaglia d'oro e valor militare che prenderanno posto nel luogo della cerimonia. Sono già presenti i gonfaloni dei comuni di Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave e Susegana. Nello schieramento con loro il gonfalone del comune di Cison di Valmarino, territorio nel quale sussiste il bosco delle Penemozze.
Presenti, attenti! Onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che entrano nello schieramento. Presenti, riposo! Vengono resi gli onori ai vessilli delle sezioni ANA di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, accompagnati dai rispettivi presidenti che prendono posto nel luogo della cerimonia. Presenti, attenti! Onori ai vessilli delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto che entrano nello schieramento.
Presenti, riposo. Signore, signori, autorità, gentili ospiti, a volte belle e durature iniziative hanno origine per un caso fortuito. È però fondamentale che il caso risuoni nella mente, nel cuore e nella volontà di gente sensibile, generosa e decisa. Alcuni alpini di Cison, Vincenzo Cesca ed Enrico Salton Richeto, commentando la caduta di una valanga in Val della Pila, esprimono l'aspirazione di erigere un Cristo simile ai tanti che si trovano in Alto Adige per ricordare i cisonesi morti in montagna. Il Cristo è l'idea che piace, condivisa da alcuni, ognuno dice la sua, alcuni suggeriscono, altri criticano e chi in silenzio ascolta e dà forma all'idea. L'idea si trasforma in proposta al locale gruppo Alpini di realizzare il Cristo degli Alpini. Vincenzo Cesca fa legname, con Luciano Zorzato ed Ettore Sasso eseguono il lavoro della realizzazione della croce e del capitello che la sovrasta. Enrico Salton, provetto muratore, si incarica di erigere il solido basamento sul quale il manufatto poggia. Il luogo scelto è il Col Madan, sperone roccioso tra la Val Bus de Buse Pissol e la Val Fredda Scaletta. Per la statua del Cristo si va in Val Gardena, da Andrea Messner, che l'ha scolpita da un unico tronco di metri 1,50. L'immagine di Cristo è contorta, sofferta, quasi reale nell'espressione dolorante del volto teso in una smorfia di tribolazione e di tormento, delle mani che si chiudono per l'immane sforzo. È un'immagine che ricorda il dolore della carne e dell'anima dei nostri alpini, colpiti a morte in ogni dove. Dietro a quell'immagine accingiamoci ad accogliere con il deferente saluto al cappello l'elevarsi al cielo del nostro tricolore. Presenti, attenti. Alza bandiera. Presenti, riposo. Ma venne un giorno che il sofferto crocifisso è meno solo. Mario Altarui scrive: dal simbolo del sacrificio di Cristo è discesa la creazione del bosco delle Penemozze. Il legno della grande croce ha posto nella roccia radici di immenso dolore
che sono emerse d'intorno nella veste di piccole piante destinate a portare il nome di una penna nera spezzata in ogni fronte nel corso di quest'ultimo secolo. L'artista Simon Benetton realizza le stele e il grande monumento che identifica il memoriale. Doma il metallo e lo forcia ad immagine, ove le 3 penne appaiono evidentemente mutilate, ma il disperso lembo superiore viene raggiunto dall'amore degli alpini viventi. La ferita rimane, ma il sacrificio non risulta vano se è fecondo di gratitudine per il dovere compiuto. L'ala che muove dalle 3 penne è indice di un ripristino delle coscienze, di una continuità di ideali, di una rinnovata volontà di operare per il bene comune, nella convinzione che è largamente maturato il tempo in cui avrebbe dovuto sorgere e consolidarsi un'intesa nazionale e internazionale sincera e costruttiva. Di fronte a questo simbolo rendiamo onore ai caduti. Prendano posto nell'ordine il consigliere nazionale dell'ANA Daniele Bassetto, il presidente emerito dell'Associazione Nazionale Alpini Corrado Perona, il colonnello Marcello Marzari del Comando Truppe Alpine, il sindaco di Cison di Valmarino Cristina da Soller, seguiti dai presidenti delle sezioni ANA di Conegliano Gino Dorigo, di Treviso Marco Piovesan, di Valdobbiadene Massimo Burol, di Vittorio Veneto Francesco Introvigne, dal capogruppo di Cison di Valmarino Riccardo De Mari e dal presidente dell'associazione Penemozze Varigno Milan, per la resa degli onori ai caduti. Presenti attenti! Onori ai caduti! Presenti, riposo.
Signore e signori, autorità, gentili ospiti, a Vincenzo Cesca, Ricchetto Salton, Giovanni Franceschet fecero seguito decine e decine di alpini che hanno condotto per tutti questi 50 anni, dall'origine avventurosa del bosco a questa tangibile realtà, la vita associativa del locale gruppo alpini di Cison. Quante fatiche, quante difficoltà, quante emozioni, quante gioie, quante soddisfazioni hanno punteggiato il lungo percorso sino ad ora compiuto. Ieri sera l'amministrazione comunale, con un gesto di grande valore morale, ha inserito il gruppo alpini di Cison nell'albo d'oro comunale, riscontrando in loro la massima espressione dell'appartenenza ad una comunità che si giova ancora oggi del loro prezioso aiuto. Oggi le sezioni ANA di Vittorio Veneto, di Conegliano, di Treviso e di Valdobbiadene, unitamente all'Associazione Penemozze, desiderano a loro volta esprimere la propria gratitudine al gruppo alpini di Cison di Valmarino, che è custode fedele del memoriale e si dedica alla sua impegnativa conservazione. Lo fanno esponendo al visitatore una targa che recita: al gruppo alpini di Cison di Valmarino per l'instancabile e meritoria opera di custodia, salvaguardia e conservazione del Bosco delle Penemozze, le sezioni ANA di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto e l'ASPEM sentitamente ringraziano. 28 agosto 2022. Invito i cerimonieri allo scoprimento della targa. Invitiamo il vicepresidente di Banca Prealpi San Biagio, signor De Luca Giampaolo, e l'artista che ha realizzato l'opera, il maestro Carlo Baliana, li invitiamo a raggiungere le autorità. Grazie. Signore e signori, autorità, gentili ospiti, Mario Altarui, ideatore del Bosco delle Penemozze, nato nel 1926, deceduto esattamente ieri, 27 agosto del 1989, alla prematura età di 63 anni, fu uomo di fede, amò la sua terra ed ebbe profondo rispetto per la patria e per i fratelli caduti per la sua libertà. Nel grande scenario alpino Mario è stato un silenzioso regista, un sensibile trovatore, un verace scrittore. Ha lasciato il segno indelebile nella Marca trevigiana quale uomo ed alpino amante della sua terra e della sua storia. Il suo nome è collegato alla realizzazione del Bosco delle Penemozze inaugurato nel 1972. E nel contesto di tale iniziativa, che continua a mantenere idealmente vivi gli alpini della Marca trevigiana caduti in tutte le guerre, ha voluto successivamente, nel 1978, costituire l'Associazione Penemozze, che propone l'amore per i caduti alpini. È coautore, insieme a Giulio Salvadoretti, già cofondatore del Bosco, del testo della canzone Penemozze.
La vita di Mario Altarui è stata molto intensa, con una reale disponibilità e generosità, in particolare alla ricca produzione di lavori di paziente e diligente ricerca storica nelle vicende delle truppe alpine e delle loro penemozze e della Treviso martoriata dalla guerra. Alla sua memoria, le 4 sezioni ANA della provincia di Treviso, custodi del Bosco delle Penemozze e dell'Aspem, hanno insieme progettato di dedicare all'alpino Mario Altarui un busto, opera dell'artista scultore e maestro Carlo Bagliana, ora collocato all'ingresso del bosco stesso. Sul cippo che sorregge il busto è apposta la targa che recita: «Gli alpini della Marca trevigiana, grati a Mario Altarui, ideatore del Bosco delle Penemozze. Cison di Valmarino, 8 ottobre 1972, 28 agosto 2022. Opera dello scultore Carlo Bagliana». A fianco del cippo una targa recita: «Dono di Banca Prealpi San Biagio, banca di credito cooperativo, e di Aspem, associazione Penemozze, fra le famiglie dei caduti alpini. Cison di Valmarino, 28 agosto 2022». Invito i cerimonieri allo scoprimento del busto. Invitiamo Don Luca alla benedizione del busto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi e l'opera delle nostre mani, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità per Cristo nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ringraziamo Don Luca e invitiamo le autorità a prendere posto per il proseguo della cerimonia.
La cerimonia continua con le allocuzioni delle autorità, preceduta dalla lettura del messaggio fatto pervenire dal Presidente della Regione Veneto, Dottor Luca Zaia. Pregiatissimo Presidente Introvigne, nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare all'annuale raduno al Bosco delle Penemozze, a causa di concomitati impegni istituzionali. Affido pertanto a queste poche righe il saluto della Regione del Veneto ai cari amici alpini presenti a questo importante appuntamento, giunto al suo 51esimo anniversario. Qui si ricordano i tanti alpini caduti nello svolgimento del loro dovere. Questo memoriale di steli dello scultore Simon Benetton, immerso nella natura, rende omaggio a questi uomini. Le penne nere sono una grande e solida famiglia che, come ricordo spesso, se non ci fossero bisognerebbe inventarle. Rappresentano la testimonianza viva e presente della nostra storia e delle nostre tradizioni identitarie, espressione di grande solidarietà e altruismo. Lo abbiamo visto in questi 2 anni difficili appena trascorsi e ora con la complessa situazione internazionale dovuta alla guerra in Ucraina. Il loro supporto non è infatti mai mancato durante la pandemia e nel coadiuvare l'accoglienza dei profughi ucraini. Nell'esprimervi la mia stima e riconoscenza per il vostro impegno quotidiano, rinnovo il mio cordiale saluto a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Prende la parola il presidente dell'Associazione Penemozze, Varigno Milan, a nome delle sezioni ANA di Vittorio Veneto, Valdoviadene, Treviso Conegliano e della propria associazione. Buongiorno a tutti e benvenuti alla celebrazione del 51esimo anniversario di costituzione del Bosco delle Penemozze. Luogo intriso di spiritualità che sfugge al trascorrere del tempo e mantiene perennemente vivo il ricordo dei nostri caduti. Con viva riconoscenza, a nome delle 4 sezioni trevigiane e dell'Associazione Penemozze, saluto le autorità ed i gentili ospiti che onorano con la loro presenza questa cerimonia. Con stima e simpatia saluto il presidente emerito dell'Associazione Nazionale Alpini Corrado Perona. Ha sempre guardato con attenzione al Bosco delle Penemozze, sensibile al richiamo morale che esercita il memoriale. Un saluto affettuoso al consigliere nazionale Daniele Bassetto, in rappresentanza del presidente nazionale Sebastiano Favero. Sensibili al richiamo, prezioso il suo lavoro di coordinamento delle sezioni trevigiane. Saluto cordialmente il colonnello Marcello Marzani del Comando Truppe Alpine di Bolzano e gli altri ufficiali e sottufficiali in rappresentanza dei vari comandi ed armi, provinciale, dei Carabinieri, 51esimo Stormo, 7° Reggimento Alpini e Guardia di Finanza. Tutti insieme all'ANA testimoniano il legame costruttivo non solo per ricordare, ma soprattutto per consegnare alle nuove generazioni un futuro migliore. Saluto con doveroso rispetto la bandiera della città di Treviso, il gonfalone della città di Vittorio Veneto, entrambi decorati di medaglia d'oro al valor militare, e la bandiera, il gonfalone del comune di Moriago della Battaglia e di Sernaglia della Battaglia, entrambi decorati di medaglia d'oro al valor civile, scortati rispettivamente dai sindaci, e il gonfalone della Presidenza Nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Testimoniano il sacrificio dei soldati e il coraggio delle nostre popolazioni. Ai parlamentari, che saluto con ossequio, chiedo di operare con impegno disinteressato. Aiuterà a vincere lo scetticismo che molti cittadini nutrono nei confronti della politica, pur avendo a cuore le sorti del nostro Paese. Alla Regione del Veneto, grato per il messaggio del Presidente Dottor Luca Zaia, ai consiglieri regionali ed ai rappresentanti delle varie istituzioni, indirizzo un fervido saluto e chiedo di essere vicini ai cittadini e in linea con le loro esigenze.
Saluto riconoscente il sindaco di Cison di Valmarino, avvocato Cristina da Soler, e con lei numerosi sindaci della Marca. Sono molti i frangenti che ci vedono camminare insieme, attenti ai bisogni delle comunità. Un saluto riverente a Don Luca Maria Bronzini, parroco di Cison di Valmarino, che celebrerà la Santa Messa. Negli alpini le radici spirituali sono molto profonde, una religiosità che ha accompagnato le penne nere nei duri momenti di guerra come le accompagna oggi in tempo di pace. Saluto con rispetto la signora Imelda Reginato, moglie del generale medaglia d'oro valor militare Enrico Reginato. Custodisce il segno del sacrificio di chi ha mantenuto fede a ideali di pace, libertà e democrazia. Sentitamente ringrazio le rappresentanze delle associazioni d'Arma presenti, impegnate affinché memoria ed esempio non vengano cancellati dal trascorrere del tempo. Altrettanto sono grato a presidenti e delegazioni di tutte le sezioni ANA presenti con i loro vessilli e dai tanti gagliardetti. Portate l'immagine sana e pulita delle vostre associazioni. Sono altresì vivamente riconoscente agli alpini delle 4 sezioni della Marca per il loro dedicarsi senza riserve alla manutenzione e cura del bosco. Agli alpini del gruppo di Cison di Valmarino, instancabili sentinelle del bosco, posso dire che sono degni della stima di tutti. Lo conferma il riconoscimento dell'iscrizione nell'Albo d'Oro comunale, segno di gratitudine ricevuto ieri sera da parte del Consiglio Comunale per mano del Sindaco. Alla banda larga delle Prealpi Trevigiane, al coro ANA di Vittorio Veneto, un semplice ma sincero grazie. Saluto e sono grato al maestro Vagliana, lo scultore del vento e dei papi. Alle sue abili mani abbiamo affidato il compito di modellare il busto del professor Mario Altarui, ideatore del Bosco delle Pennemozze. Rivolgo un cordiale saluto e un sentito grazie a Banca Prealpi San Biagio per il generoso contributo elargito, insieme all'Associazione Pennemozze, per l'opera che onora la figura di Mario Altarui, poc'anzi scoperta. Alla signora Antonietta Grespan, moglie del professor Mario Altarui, profondo riconoscimento. Con lui ha condiviso le scelte e il cammino percorso, contribuendo a fare del Bosco delle Pennemozze una ricchezza per tutti. Carissimi tutti, negli anni 60 un largo movimento chiedeva cambiamenti della società e poneva all'attenzione l'esigenza di radicali riforme politiche, sociali e culturali. In questo periodo una serie di attentati e stragi di diversa matrice politica sconvolse il nostro paese, da Cima Vallona a Piazza Fontana. Nemmeno l'altare della patria venne risparmiato. Persero la vita comuni cittadini e servitori dello Stato. Si temette fortemente che questi fatti potessero sfociare in una guerra civile. Da poco ci eravamo lasciati alle nostre spalle 2 guerre mondiali e tutto lasciava trasparire che nulla avessimo imparato. In questo clima di paura e tensione che percorreva l'intero paese, un illuminato alpino trevigiano, il professor Mario Altarui, che dalle guerre trasse invece insegnamento, ebbe la felice intuizione di pensare alla realizzazione di un luogo che potesse custodire la memoria del sacrificio degli alpini trevigiani, come gesto di gratitudine verso chi rispose alla chiamata della patria, perché doveva e sapeva che era giusto farlo. Nacque così il Bosco delle Pennemozze, dove memoria e natura si intrecciano. Memoria che si perpetua con l'alternanza delle stagioni. Si addormenta con l'inverno, ma è pronta a ridestarsi al primo tepore della primavera. Memoria che vive con i colori e i profumi delle stagioni. Il tempo spesso sbiadisce il ricordo delle persone e i loro volti nessuno li ricorda più con esattezza, tanto sfuggono dalla mente i segni del passato. Ma le testimonianze lasciate dal professor Mario Altarui non sono passate invano e attestano nel tempo il percorso di una vita fatta di ideali e virtù, di coerenza di pensiero e concretezza di iniziative. Di lui è rimasta indelebile la magnificenza di questo luogo, pensato, fermamente voluto e realizzato. Di lui è rimasta la traccia, ma soprattutto il messaggio rivolto a non archiviare il passato pensando che non possa mai tornare. Un momento perenne creato dalla fraternità alpina per insegnare agli uomini di oggi e di domani ad essere buoni e saggi. Così definiva il Bosco delle Pennemozze il dottor Giulio Salvadoretti. L'idea di creare questo memoriale si è sviluppata, come è stato detto poc'anzi, guardando al Cristo degli Alpini.
un'immagine di sofferenza e dolore che incarna il sacrificio di questi soldati, del quale il professor Mario Altarui, lo ripeto, ebbe a dire: dal simbolo del sacrificio di Cristo è discesa la creazione del bosco delle penne mozze. Il legno della grande croce ha posto nella roccia radici di immenso dolore, che sono emerse d'intorno nella veste di piccole piante destinate a portare il nome di una penna nera spezzata in ogni fronte nel corso di quest'ultimo secolo. Nella sua incrollabile fede cristiana esprimeva con queste parole una grande energia morale, unitamente al desiderio di lasciare un ricordo forte e concreto. Il memoriale, che ha visto realizzato il suo nobile desiderio lo scorso anno con la posa della stella in numero 2406, trova oggi il suo degno completamento con la collocazione del busto del suo massimo interprete. Nulla comunque avrebbe potuto prendere inizio senza la pronta e tenace risposta degli alpini del gruppo di Cison di Valmarino, la vitalità del suo capogruppo Marino Dal Moro e la spontanea disponibilità di tanti altri. A noi oggi tocca il compito, come in modo diligente abbiamo fatto finora, di avvicinare i giovani al bosco, aprirlo a loro con la chiave della modernità, proponendolo come un luogo non tanto legato alla tragedia alpina, ma come un posto dove la sofferenza, attraverso la natura, trova modo per rigenerarsi e trasformarsi invece in un modello di speranza e di vita. Solo in questo modo la memoria continuerà a pulsare nel cuore del futuro. Così, ne sono sicuro, avrebbe voluto anche il professor Mario Altarui. Lunga vita al bosco delle penne mozze e viva gli alpini! Prende la parola il sindaco del comune di Cison di Valmarino, avvocato Cristina da Soller, che porge il suo saluto. Buongiorno a tutti. Mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti del Presidente Varigno Mila e do il benvenuto da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale agli alpini, alle autorità presenti, ai colleghi sindaci e a tutti coloro che hanno voluto partecipare oggi a questa cerimonia. Un saluto affettuoso e riconoscente al Presidente Perona, che oggi ci onora della sua presenza al bosco. L'occasione di questa cerimonia mi dà modo di ribadire il grande orgoglio della comunità cisonese di poter ospitare questo memoriale e soprattutto la riconoscenza di tutta la cittadinanza agli alpini che da 50 anni se ne prendono cura. Ieri sera, nel corso della cerimonia che è stata più volte citata, discutendo oggi delle celebrazioni al bosco, mi è stato chiesto che ne sarà del bosco tra 50 anni, quando noi alpini saremo andati tutti avanti e anche i parenti di chi è ricordato qui non ci saranno più. Non ho dubbi che il bosco godrà dello stesso splendore di oggi, perché quello che per 50 anni hanno fatto qui gli alpini non è solo menar le mani per mantenere il decoro. Qui gli alpini hanno piantato un seme con il loro impegno e la loro perseveranza. Con il loro esempio gli alpini hanno reso questo luogo un luogo del ricordo, non solo per gli alpini, ma per tutta la comunità, che con gli alpini, sono sicura, continuerà a prendersene cura. Grazie alpini, viva gli alpini! Prende la parola il consigliere dell'Associazione Nazionale Alpini, Daniele Bassetto, che porta il saluto del Consiglio Direttivo Nazionale. Signore, signori, autorità civili e militari, cari amici alpini, mi onoro di estendervi il saluto del Presidente nazionale Sebastiano Favero e di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale. Oggi siamo qui per rendere omaggio ai tanti caduti per il nostro vivere liberi da ogni oppressione, ricordati in questo bosco denominato Bosco delle Penne Mozze, e alla memoria di Mario Altarui, andato avanti nel 1989 a soli 63 anni, che di questo luogo carico di storia e sacralità è stato il tenace ispiratore e realizzatore. Uomo di fede, Altarui amò in primo luogo la Marca trevigiana e la sua patria
ed ebbe sempre viva nel suo animo l'idea di onorare e ricordare i fratelli caduti di tutte le guerre per la nostra libertà. Le sue doti di scrittore e cantore delle gesta alpine le spinsero già nel 1955 a fondare il periodico Famiglia Alpina della sezione di Treviso e nel 1961 Fiamme Verdi della sezione di Conegliano. Di lui si ricordano numerose pubblicazioni, tutte dedicate alle penne mosse del trevigiano. Ma il suo nome rimarrà per sempre legato alla creazione, come si diceva poc'anzi, nel 1970-72 del Bosco delle Penne Mozze, qui a Cison di Valmarino, e in cui oggi celebriamo il 51esimo raduno all'istituzione, pochi anni dopo, dell'associazione Penne Mozze che propone tenacemente l'amore per i suoi caduti. Il busto che oggi le 4 sezioni trevigiane gli dedicano, realizzato grazie all'erogazione liberale della Banca Prealpi San Biagio, è un omaggio doveroso alla sua memoria. Quello del far memoria è una missione fondamentale dell'Associazione Nazionale Alpini. È attraverso l'elaborazione della storia che possiamo trarre insegnamenti preziosi per la nostra vita. La nostra società oggi vive una fase difficile, in cui i valori fondamentali per la convivenza sembrano smarriti. Sono i valori del senso, del dovere, del rispetto per le istituzioni e del sapersi mettere a servizio della comunità. Valori che sono veri e propri pilastri della nostra associazione. Valori che vogliamo indirizzare soprattutto ai giovani, che appaiono sempre più privi di punti di riferimento. Per questo chiediamo che per la loro sia istituito un periodo di servizio obbligatorio al Paese, durante il quale possono imparare le regole della convivenza e il piacere di lavorare insieme per un fine comune. Richiesta che oggi rilanciamo con forza anche da questo luogo, così simbolico, a chi ci governa, sperando che possa essere accolta in tempi brevi. Mi chiudo qui perché so che dopo c'è il Past President Perona che fa la locuzione. Viva gli alpini, viva l'Italia! È ritornato dopo qualche anno, graditissima la sua presenza, è stato qui per noi a emozionarci con le sue riflessioni. Cediamo la parola al Presidente emerito dell'Associazione Nazionale Alpini, Corrado Perona. Autorità, gentili signore e signori, miei carissimi alpini, davanti a voi c'è il Past President Corrado Perona, emozionato come mai. Io non ho fatto un piacere a voi, ho fatto solo il mio dovere, il piacere me l'avete fatto voi. Non pensavo di dover soffrire, tra virgolette, questo momento particolare. Ti ringrazio, caro Presidente, perché una ventina di giorni fa, quando mi hai detto vieni al bosco, era un momento che avevo pensato ad un ritorno, perché durante i passaggi precedenti avevo sempre imparato qualche cosa. L'avevo imparato dai caduti, l'avevo imparato da voi. Però c'era la difficoltà dell'età, adesso mi tengono un po' sotto controllo, e della distanza. Ma mia moglie Anna, che ringrazio, mi ha detto al bosco ti accompagno io. Grazie Anna. E così sono venuto qua su.
come dicevo ieri sera al sindaco di Cison di Valmarino, questo ricordo di questi uomini della Marca trevigiana, alpini combattenti in tutte le guerre che qua sono state raccolte, non è solo un segno tangibile della sensibilità degli alpini, ma io andrei ben oltre. È un doveroso riconoscimento a tutti coloro, durante la terribile esperienza della guerra, non hanno fatto più ritorno a casa. Le guerre sono da dimenticare, ma i caduti no. È tutta un'altra cosa. E come dicevo sempre ieri sera, dietro a quei caduti ci sono le loro famiglie, quei papà, quelle mamme, quelle spose, quei figli, quegli orfani, quei familiari che non hanno più potuto godere del ritorno dei loro figli. E questo Bosco che li ritorna ha tolto loro qualche lacrima dagli occhi. L'ho detto, lo riconfermo. Quindi doveroso nei loro confronti, ma anche nei confronti di coloro i quali i familiari hanno sofferto. Ha sofferto anche la società, perché ha perso degli uomini che avevano poco più di 20 anni. Hanno sofferto i nostri paesi, perché non c'è stato il ritorno di una gioventù sicuramente capace di portare il proprio contributo al proprio paese e alla propria terra. Un intellettuale nobile francese ebbe a scrivere: ciò che vi è di più impossibile da strappare dal cuore degli uomini è la potenza dei ricordi. La vera ricchezza è, in questo senso, una proprietà sacra. Le forme cambieranno, ma il culto resterà. Il signor sindaco di Cison ha posto l'accento sul futuro. Fra 50 anni ci saranno ancora questi ricordi? Io dico che dobbiamo avere fiducia. 50 anni fa, quando è stato fondato questo bosco, voi pensate che Altarui e tutti gli alpini che con lui collaboravano avessero sperato in un proseguo così proficuo, così animato, così devoto? Forse no. Quindi il ragionamento del signor sindaco è verissimo. Siamo noi che dobbiamo preoccuparci di creare dopo di noi qualcuno che ci sostituisca, che riprenda il cammino, che venga qua e dia disponibilità per la pulizia, per il decoro, per il rispetto a questo luogo. E allora veniamo al dunque, che è anche un problema associativo. Noi parliamo da anni del futuro associativo. Non c'è più la leva, invecchiamo e perdiamo numeri. Allora c'è una preoccupazione e un'insistenza che noi diamo. E mi riferisco e ringrazio gli onorevoli parlamentari che oggi sono intervenuti e che mi hanno fatto molto piacere. Noi non abbiamo pretese per noi. La pretesa nostra è, o l'auspicio nostro è, che questa Italia abbia un seguito morale che a noi pare essere
molto sbiadito attualmente. E allora diciamo, rifacciamola questa leva, obbligatoria, non col fucile in mano, non serve più, c'è l'esercito di professionisti che va benissimo, ma un qualcosa che sia un servizio a favore della comunità, sotto l'aspetto ecologico, sotto l'aspetto morale, sotto il rispetto dei vecchi e dell'ambiente. Che siano giovani, che stiano sotto qualche mese, che imparino anche a dire signor sì, ma che lavorino per la propria terra, per la propria gente. Quello vorremmo poter fare e lancio una proposta. Comunità montana, sindaci, Corpo Forestale dello Stato, Associazione Nazionale Alpini. Mi pare possa essere un quartetto efficiente per tenere in piedi qualche cosa che possa andare avanti e possa essere al servizio della nostra patria. Specialmente perché Alpini dedicato alla montagna povera, alla montagna che soffre, alla gente che resiste ancora in montagna, lassù gli ultimi. Recita il titolo di un libro di un mio coscritto che non c'è più, riferendosi a quella gente che è rimasta in montagna, là a lavorare. Oggi poi, che abbiamo anche l'auspicio e la ricchezza di avere con noi l'aspetto femminile, che è importantissimo, andiamo a vedere quella gente, curiamo il terreno d'estate e inverno, galvanizziamo questi giovani, facciamoli lavorare. Non è vero che ci sia tutta una gioventù bruciata, non sono affatto d'accordo. C'è una signora gioventù anche in questa Italia, ma ne parliamo poco. Purtroppo, se guardiamo la televisione, il riscontro è assolutamente negativo, quindi qualcosa di importante per fare. Ecco, carissimo sindaco, che possiamo andare avanti, però senza pretendere granché, cominciando anche a piccoli passi, ma investire su questi giovani, far provare loro che la vita è fatta anche di sacrifici, di abnegazione e di dedizione. Noi modestamente l'abbiamo sempre fatto in questa nostra associazione e oggi qui ci troviamo in un posto altamente significativo. Grazie, speriamo che questa proposta della sede nazionale venga almeno presa con l'attenzione che merita. Noi abbiamo 4.000 gruppi, oltre 4.000 gruppi e 80 sezioni che si mettono o si metteranno al loro servizio gratuitamente. Quella è una cosa scontata. Sono 4.000 gruppi che sono sempre con la luce accesa, per dire che siamo svegli, che non ci addormentiamo sugli allori, che siamo disponibili. Lo dico di fronte a questi caduti, affinché sentano e che ci diano una mano con la loro preghiera, col loro passato, a realizzare queste cose. Detto questo, a voi alpini devo fare una confidenza del vostro vecchio. Mi avete fatto soffrire. Mi avete fatto soffrire in occasione di questo incontro. Mi avete, dopo tanti anni, riservato un'accoglienza che non merito. Avrei voluto fare di più, ma quello che ho fatto, l'ho fatto assieme a voi, che non mi avete mai lasciato solo. Ai presidenti delle sezioni della Marca
trevigiana, di Vittorio Veneto, carissimo Presidente Intromigne, di Conegliano, Dorigo, di Valdobbiadene, Burol, e poi ho dimenticato Piovesan, scusami, ma comunque mi sono ricordato, al presidente della Refem Milan e al consigliere nazionale Bassetto, il mio saluto particolare. Saluto e un grazie particolare lo do anche a tutti voi carissimi alpini che dedicate tempo e lavoro per tenere intatto questo bosco. Un abbraccio particolare lo vorrei fare alla consorte della medaglia d'oro Reginato, che rivedo quassù e che ho rivisto con tanto incredibile piacere. Penso di avervi detto tutto o quasi. Avrei potuto fare meglio, ma invecchiando il cuore soffre e la mente patisce un tantino. Vi voglio e vi vorrò sempre bene. Viva gli alpini, viva l'Italia! Presidente, grazie. Il parroco di Cison di Valmarino, Don Luca Maria Bronzini, si appresta a celebrare la Santa Messa, durante la quale verrà data lettura della preghiera dell'Alpino a cura del Presidente della sezione ANA di Valdobbiadene, Massimo Burol. La liturgia è animata dalle cante del coro ANA Vittorio Veneto diretto dal maestro Carlo Berlese. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. In questa Santa Messa preghiamo in maniera particolare per tutti voi presenti, per gli alpini che sono andati avanti e per le intenzioni
che avete nel cuore per voi e per i vostri familiari. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente e unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione e fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più dell'uomo generoso. Quando più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini, orgogliosi e superbi, ma i miti di Dio rivelano i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore ed egli umili egli si glorificheranno. Per la miseria condizione del superbo non c'è rimedio, perché lui è radicato nella pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegreranno, esulteranno davanti a Dio e canteranno di gioia. Cantate a Dio, inneggiate il suo nome. Il Signore è il suo nome. Hai preparato a Dio una casa per il povero. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio della sua santità dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, e hai consolidato in essa l'abitato del tuo popolo. In quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente e a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunata festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli.
al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non sia che un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedili il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Parola del Signore. La liturgia della domenica prevede delle riflessioni del sacerdote e il Vangelo di oggi è stato preceduto dall'Alleluia, in cui abbiamo riportato una frase del Signore nel Vangelo di Matteo che dice: prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Essere cristiano vuol dire non conoscere il Vangelo come libro, conoscere la scrittura come libro, certamente anche quello, ma l'essenza dell'essere cristiano è seguire Gesù, fare le cose per Gesù, amare Gesù, credere in Lui, sperare in Lui. Così come gli alpini sono persone dei fatti e non delle parole, il cristiano è essere cristiano si è non nelle parole ma nel cuore, perché quello che seguono, le parole e i fatti, siano uno specchio di quello che c'è nel cuore. E il Vangelo conclude, questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, conclude: sarai beato perché non hanno da ricambiarti, dopo aver invitato al banchetto poveri, storpi, zoppi, ciechi. Dice Gesù: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Beato per cosa? Nessuno ti ricambia in quel momento. Allora chi ti ricambia? Gesù. Gesù che desidera che noi guardiamo Lui così come Lui guarda noi. Gesù che è il centro della nostra esistenza cristiana. Tutto il senso del nostro cristianesimo è
conoscere, amare, servire Gesù in questa vita e godere eternamente di Lui nel cielo. Questo è anche il senso della nostra vita. Allora, come gesto, perché tra pochi istanti su questo altare, per le parole del sacerdote, Gesù si farà presente in mezzo a noi e come gesto della nostra adorazione a Lui nel momento della comunione, dopo diremo dove sarà data, ma ci sarà una guardia d'onore per ogni ministro, per il diacono e i ministri che distribuiscono l'Eucarestia, ci sarà una guardia d'onore. Un alpino col berretto che farà da guardia d'onore, così come una volta si mandava il Santissimo in giro ai malati, seguito, preceduto da delle candele che erano una manifestazione della nostra fede. Così questa guardia d'onore fatta dagli alpini, da alcuni alpini che sono già stati avvisati, poi dopo glielo ricordo, avrà il significato di rendere lode e adorazione al nostro Dio e anche un significato pratico di ricordare alle persone che essendo all'aperto la comunione viene ricevuta e deve essere mangiata, consumata davanti al ministro e non portata via come un panino al prosciutto che me la mangio più in là. E anche questo gesto non è soltanto una normativa liturgica, è un gesto d'amore. Ricevo Gesù con fede e adorazione e subito lo mangio la comunione. Essere cristiani è questo, avere Gesù al primo posto della nostra vita, vivere per Lui. Questo è il senso del cristianesimo. E questo Vangelo ce lo ricorda. Dice, sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Quando sarai beato? Quando il Signore, come dice nel Vangelo di Matteo, ritornerà nello splendore della sua gloria sulle nubi con gli angeli e i santi e dividerà i buoni dai cattivi. E ai buoni dirà, venite benedetti dal Padre mio, perché avevo sete e mi avete dato da bere, avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero malato in carcere e siete venuti a trovarmi. E loro diranno, quando, Signore? Quando avete fatto questo al più piccolo di voi, perché il Signore si riconosce nel mio prossimo e allora anche quello che facciamo per il prossimo acquista un valore di eternità. Non facciamo cose per essere visti, facciamo cose perché il Signore le veda, perché il Signore in questo modo è il riferimento unico e principale della nostra giornata. Il prossimo viene servito, amato, perché in Lui Gesù si riconosce. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è domenica e rinnoviamo il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la nostra preghiera, primo frutto della parola ascoltata, raggiunga il cuore del Padre e si trasformi in un rinnovato impegno di vita cristiana. Preghiamo insieme e diciamo: Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Per la Chiesa, perché segua lo stile di Dio, Padre degli orfani, difensore delle vedove, liberatore dei prigionieri, soccorritore dei deboli, preghiamo.
Dio di misericordia, ascoltaci. Per i governanti, perché siano a servizio del bene comune, con sapienza e umiltà, senza mai ricercare il tornaconto personale, preghiamo. Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Per i 2406 alpini ricordati in questo memoriale e per tutti gli alpini d'Italia caduti in guerra e in pace, perché il loro estremo sacrificio ci sia di aiuto nella costante ricerca delle vie del bene e della pace, preghiamo. Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Per i caduti di tutti i fronti e per le nuove vittime della violenza, dell'odio e della malvagità dell'uomo, perché ci siano di monito ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane, come ancora oggi accade in tante parti del mondo, in particolare in Ucraina, preghiamo. Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Nel 51esimo di questo bosco delle pene mozze, perché l'operosità e l'abnegazione dei soci fondatori e di quanti nel tempo l'hanno sostenuto e valorizzato ci siano di stimolo e di esempio nel conservare quest'opera, perpetuandone la memoria ed il ricordo, preghiamo. Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Per le nostre comunità locali e nazionali, per i loro amministratori e governanti, perché tutti insieme trovino le risorse e le energie necessarie ad affrontare le sfide del presente e guardare con nuovo ottimismo al futuro, preghiamo. Dio di misericordia e di grazia, ascoltaci. Padre Santo, accoglie le nostre suppliche ed esaudiscile secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Aspetta. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre,
che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Riposo. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo tra fratelli scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Luce,
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle dritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed inermi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Prima della benedizione volevo ringraziare gli alpini per aver organizzato così bene questo giorno di memoria e volevo ringraziare anche il coro perché con il loro canto davvero hanno nobilitato la liturgia e ci hanno aiutato a pregare. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Prima, Vallona. Che il Cristo ve guarda, che il vento ve basa, che gli alberi canta, al sole e alla luna, canzon vece nove, che requie de gloria, o penna spaccata, t'ha fatto la storia. Al cospetto dei gonfaloni dei comuni di Moriago della Battaglia, di Sernaglia della Battaglia, di Pieve di Soligo, di Santa Lucia di Piave, di Susegana, al gonfalone della Presidenza Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, alle bandiere e ai simboli delle associazioni combattendistiche d'arma, si rendono ora gli onori alla bandiera della città di Treviso, decorata di medaglia d'oro e valor militare, e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, che lasciano il luogo della cerimonia. Onori alla bandiera della città di Treviso e al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che lasciano lo schieramento.
Studenti, riposo. Signore, signori, autorità, gentili ospiti, la cerimonia di celebrazione del 51esimo raduno del Bosco delle Benemozze si conclude. Ci auguriamo che in essa abbiate potuto provare l'intensa emozione che il luogo propaga. Ritornate, se potete, in questo luogo, da soli. Nel silenzio della valle di San Daniele sentirete il soffio del vento che porta con sé le voci di 2406 penemozze e l'auspicio che non lo si possa mai dimenticare. Per ringraziare chi ha dato, per ricordo di chi ha visto, perché conosca chi non sa. I presidenti delle 4 sezioni ANA della provincia di Treviso, il presidente dell'associazione Penemozze, il sindaco del comune di Cison di Valmarino ringraziano tutti voi per la calorosa partecipazione e vi danno appuntamento a domenica 27 agosto 2023 per il 52esimo raduno e a sabato 24 dicembre 2022 per la tradizionale Vigilia al Bosco. Buon rientro alle vostre destinazioni. Rompete le righe.